Direttore, ma che cosa sta succedendo tra la Lega e i 5 Stelle? Si stanno parlando e che progetto hanno secondo te? Possono stare assieme due mondi così? Dunque io credo che non sarà facile che i due partiti cui hai accennato possano fondersi o comunque stabilire un'alleanza organica, però bisogna anche aggiungere che su molti temi, non tutti, su molti temi c'è c'è un'intesa tra Salvini e Grilli, quindi i due movimenti non sono così dissimili come spesso pensiamo, anche perché i due gruppi litigano per motivi elettorali, non tanto per motivi ideologici. Certo, la Lega ha posizioni più nette, adesso però si è visto che anche il Movimento 5 Stelle ha preso una linea abbastanza simile a quella della Lega, per esempio sullo Ius Soli e anche sulla immigrazione, perché l'immigrazione andrebbe regolata con maggiore scrupolo e rigore, cosa che in Italia non avviene. Allora sia la Lega sia il Movimento 5 Stelle sono dell'idea di stringere un po' le maglie in modo che l'Italia non venga invasa come sta avvenendo ormai da parecchi anni. Se ci sono altri punti di intesa non vedo perché, per esempio, in caso di elezioni politiche con un risultato molto forte per il Movimento 5 Stelle, del che dubito, e della Lega, si possa anche stabilire una collaborazione fra i due movimenti, e la collaborazione non significa confusione, non significa fusione, ecco, questo bisogna dirlo chiaro e netto, ma io non avrei il pregiudizio, cioè se vogliamo entrambi, cioè leghisti e pentastellati, vogliamo raggiungere lo stesso risultato, perché non percorrere un tratto di strada insieme? Intanto però i ballottaggi, ne ho parlato prima nel programma, tu non l'hai visto perché stavi chiudendo, ultimando il giornale, ma nei ballottaggi alla fine centrodestra contro centrosinistra, con un centrosinistra in grave difficoltà. Serviranno a qualcosa questi ballottaggi, le vittorie nei ballottaggi dell'uno o dell'altro, per cambiare qualche equilibrio politico? Di solito le elezioni amministrative non servono a questo scopo, però sono degli indicatori, i risultati delle amministrative, che possono indurre i responsabili dei partiti a modificare. Scusa se ti interrompo, Vittorio, però la posizione netta sull'immigrazione dei 5 Stelle deriva proprio da risultati più che deludenti in questa prima tornata delle amministrative, no? Il giorno dopo 12 ore, hanno cominciato a dire basta troppi immigrati, quindi un po' li cambiano, hai ragione tu, però un po' li cambiano gli umori dei partiti, queste situazioni qua. Sì, però è meglio diciamo, pentirsi e modificare una linea sbagliata piuttosto che insistere, come invece sta facendo il Partito Democratico, che si accorgerà dopo questa tornata amministrativa che la politica di sinistra, che vuole accogliere tutti indiscriminatamente, non paga, perché il popolo non è contento, e se il popolo non è contento non ti vota, mentre almeno i 5 Stelle hanno dimostrato un minimo di sensibilità, hanno modificato. Tu potrai dirmi sì, ma un giorno la pensano in un modo e il giorno dopo la pensano in un altro, però si può sbagliare una volta, ma insistere nell'errore è diabolico, come si diceva, e pertanto io approvo il fatto che i grillini abbiano un po' corretto la loro linea, non me la sento di rimproverarli, anzi mi viene voglia di applaudirli, perché se uno sbaglia e si corregge non è un cretino. Sì, infatti, solo... Se invece continua a sbagliare è un fesso. Ecco, senti una roba, tra l'altro questi qui che danno diritti a tutti, ci regalano il diritto di lavorare fino alla morte, perché vogliono far lavorare la gente, lascia stare noi che facciamo questo lavoro
che è bello e poco faticoso, fino a 67 anni. Il prossimo passo è proprio la tomba, no? Sì, è così, è abbastanza assurdo tutto questo. Io credo che la questione delle pensioni non sia mai stata spiegata bene agli italiani, perché i soldi per le pensioni ci sono, la previdenza sociale è ricca dei nostri contributi, contributi dei lavoratori e contributi dei datori di lavoro. Peccato che questi soldi, invece che essere restituiti, i contributi ai lavoratori quando vanno a riposo, vengono utilizzati per mille altre cose, per i bonus, vengono usati per la cassa integrazione, vengono usati per le pensioni sociali. Le pensioni sociali sono quelle che vengono date a coloro i quali non hanno mai versato un contributo e hanno bisogno di un assegno di sostentamento. Dovrebbe essere lo Stato con la fiscalità generale a far fronte a queste situazioni. Così anche la maternità è una cosa bellissima, ma non va finanziata con i soldi dei lavoratori, questo è assurdo. I contributi che noi versiamo mentre lavoriamo devono servire a garantirci la pensione quando andiamo a riposo. Siccome questi quattrini, che sono tanti, non venissero spreperati in mille altre cose, noi avremmo i soldi per le pensioni e potremmo andare in pensione come era una volta a 65 anni con la pensione di vecchiaia, e magari a chi ha fatto dei lavori usuranti gli si potrebbe concedere un paio d'anni di anticipo. Ecco, tutto questo però non succede e non c'è un politico che riesca a dire bisogna distinguere l'assistenza dalla previdenza. La previdenza riguarda solo le pensioni dei lavoratori. L'assistenza è una cosa a cui deve provvedere lo Stato, ma utilizzando altri fondi, cioè attingendo alla fiscalità generale, come si dice, perché noi paghiamo l'IRPEF, paghiamo l'IVA, qualsiasi prodotto che noi acquistiamo è gravato dalle tasse, imposte di ogni tipo, poi abbiamo anche le imposte locali, regionali, comunali, siamo schiacciati dalle tasse e poi non ci danno neanche la pensione perché utilizzano i nostri soldi ancora una volta per fare i cavoli loro. Ecco, però probabilmente qualcuno questo in campagna elettorale andrà a dirlo, lo dirà. Il problema è che poi resta tutto come prima. È la prospettiva di una vita prigione, no? Perché tu dici a uno che fa un lavoro magari non entusiasmante, che deve stare in prigione fino a 67 anni, insomma ammoscia un paese, cioè anche sbagliano certo. Anche la tecnica nel comunicare queste robe qua, ci fanno capire che siamo nati per servire lo Stato e pagare e basta, no? Non c'è dubbio, nascondono i politici le loro magagne, non vogliono che il pubblico sia informato su come vengono utilizzati i loro quattrini, cioè i quattrini del popolo, e ciullano nel manico e poi alla fine ti imbrogliano e ti castigano, non solo ti defraudano, ma poi ti prendono anche per il culo, come si dice in latino. Sì, è molto latino e soprattutto è molto reale. Senti, a proposito di prese per il culo, a proposito della lingua latina che utilizziamo sempre, siamo stati facili profeti, tu con il tuo giornale e tanti altri, facili profeti all'indomani del terremoto. Quasi un anno è passato dal terremoto e sono lì a fare le lotterie per le casette, sono lì a tornare ad insistere con le tasse. Ma come è stata gestita questa emergenza? Alla fine era meglio Berlusconi con Bertolaso e tutta quella compagnia lì, che dici? Bertolaso a distanza di qualche anno ha dimostrato che era un genio, mentre quelli che sono venuti dopo di lui non sono stati capaci di affrontare i problemi. La cosa che più mi sta a cuore dire è un'altra però. In Italia quando c'è un terremoto, una calamità, una qualsiasi disgrazia, immediatamente scatta la solidarietà, le promesse, insomma c'è un movimento
movimento di popolo che fa pensare ad aiuti concreti a coloro i quali sono stati colpiti dalle calamità naturali. Ma questo i primi giorni, ma già dopo un mese, quando tu vedi un programma televisivo o un telegiornale che parla di terremoto, leggi sul giornale un articolo sul terremoto, dopo un po' di tempo dici a te stesso: ma che barba con questi terremotati. E questo ragionamento però lo fanno anche coloro i quali invece dovrebbero provvedere a sollevare i terremotati dal disastro in cui sono finiti, e invece l'apparato, i governi ragionano come i cittadini, cioè una volta che la situazione si è assestata non si occupano più di questi poveri disgraziati che vivono male in case di cartone, che vivono in albergo, che vengono sballottati di qua e di là. In sostanza gli aiuti non arrivano mai, anzi c'è sempre qualche ritardo, ci sono anche i soldi ma non vengono sbloccati. Insomma, il disordine e la disorganizzazione nel nostro paese purtroppo è intollerabile, è a livelli mostruosi, e lì bisognerebbe intervenire. Ma chi interviene? Ah, non lo so, dovrebbe intervenire chi è andato là, ha messo la faccia, ha fatto 1000 promesse e le ha disattese. Parlavamo prima di Berlusconi, no? In riferimento al terremoto, ma Berlusconi sembra di capire dai retroscena che ancora si voglia presentare, anche se non può, si voglia presentare con il suo nome nel simbolo, decidere tutto, fare il capo della grande Forza Italia, magari anche senza la Lega. E Toti, che è il governatore della Liguria, gli ha detto: ma come fai a lasciare fuori la Lega? Ma che progetto ha Berlusconi, che sta facendo il giro d'Italia a cercare volti nuovi, candidati, gente giovane e meno giovane da mettere nelle liste? Sta giocando l'ultima partita. È una partita che fa male a sto paese. Sì, io non ho certezze. Non lo so, io non ho certezze sul comportamento e sulle finalità di Berlusconi, però posso tentare di intuire qualche cosa. Se non sbaglio, Berlusconi vuole assolutamente un sistema elettorale proporzionale, che magari alla gente questo termine dà anche sui nervi perché lo sente nominare spesso. In realtà il proporzionale è esattamente quel sistema che era in vigore durante la Prima Repubblica, cioè ogni partito corre per sé, prende i voti e dopo le elezioni si contano quei voti e si stabiliscono i programmi di governo e si stabilisce anche quale sarà la maggioranza che aderirà a quei programmi e sosterrà il nuovo gabinetto. Ecco, Berlusconi si illude o comunque cerca di utilizzare questo sistema elettorale per garantirsi un certo numero di parlamentari in Parlamento e non di governare ma di condizionare il prossimo governo, cioè vuole ancora contare qualcosa, altrimenti rischia di non contare niente. Se questa è la sua strada è, diciamo così, una scelta astuta ma che non risolverà di certo i problemi degli italiani. Vabbè, ma neanche l'altro mi sembra che li stia risolvendo Renzi, cioè voglio dire, c'è in campo tanta roba. Lo so. Tanta roba un po' scadente, no? Che dici? Vabbè, anche Renzi è in difficoltà, abbiamo visto che dopo il referendum si è sfasciato tutto, perché sembrava che Renzi riuscisse a tenere in piedi sia il partito che il governo, e invece, avendo commesso un certo numero di errori, adesso è in difficoltà. Purtroppo insiste con gli errori e uno di questi è proprio lo ius soli. E poi anche la politica di accoglienza. Infatti nei bar, quindi certo, poi se uno sbaglia perde. Nelle conversazioni del bar, mica hai ragione tu, mica si parla del proporzionale e di tutte queste robe qua, ma delle stronzate che stanno facendo, ed è quello che fa arrabbiare la gente, perché dicono: ma chi pensa a noi, chi pensa ai nostri, ma perché probabilmente non va più di moda pensare agli italiani da nessuna parte. Sì, sì.
Guarda, le cose stanno esattamente come le hai riassunte tu, e la gente peraltro non entra mai nei meccanismi tecnici che determinano la politica romana, non riesce a capirli, anche perché il linguaggio spesso dei deputati, degli onorevoli, degli addetti ai lavori è un linguaggio ermetico che non viene compreso dalla stragrande maggioranza degli italiani, i quali si limitano a osservare, vedono che le cose vanno male, sono pasticciate, non comprendono dove i governi vogliono andare a parare, però continuano a pagare molte tasse, continuano a vedere per strada migliaia e migliaia di immigrati che sappiamo poi quello che combinano, e pertanto nasce in loro il desiderio di una generica protesta che però arriverà anche nei seggi elettorali, lo vedremo anche dalle urne, e io sono convinto che queste amministrative, che non sono decisive, però ci daranno l'indicazione del rompimento di balle che ha il popolo italiano. Va bene, ho rotto a sufficienza anche le tue e ti lascio tornare a fare il giornale. Ti ringrazio, buona serata e mi raccomando, sempre in gamba, sempre cattivo. Grazie. E sempre queste belle prime pagine che almeno parlano di cose che si capiscono, perché mi capita sempre più spesso di aprire giornali, hanno dei titoli di apertura che non si capisce di che cavolo parlino, almeno i tuoi si capiscono, che è il segreto, no? Poi ogni tanto fanno anche dei titoli in inglese, per cui complicano ulteriormente le cose. Comunque vi ringrazio, un saluto a tutti, a presto. A presto, ciao direttore, grazie. Ciao.